Buongiorno a tutti, benvenuti oggi a questa presentazione del primo premio letterario Tapesum. Leggo testualmente: presentazione dell'unico concorso dedicato esclusivamente alle persone autistiche. Ora, prima di chiederti, Franz, informazioni su questo premio, sull'idea e la modalità operativa, io però ci terrei anche a dire chi è che ha deciso di indire questo premio, e quindi chi è Emanuele Franz. Emanuele Franz noi l'abbiamo già conosciuto perché è venuto qui al Senato a presentare il suo libro, l'Io autistico, quindi è un filosofo dal temperamento vulcanico, è un editore indipendente, è un artigiano appassionato, quindi è una persona dalle tante passioni che porta a termine poi quasi sempre, e ha deciso con la sua casa editrice di indire questo premio letterario. E io, credimi, sono veramente contento di averti qui oggi e soprattutto di presentare questo premio, e quindi anche chiederti dei dettagli, e poi durante la presentazione magari andremo avanti, cercheremo di affinare un po' anche la modalità e quindi riservare alla fine qualche sorpresa che potremo magari fare qui in Senato. Quindi io passo la parola a Emanuele Franz, che ci parlerà in primis del nome, questa crasi di Tapesum, che insomma significa il conosci te stesso, e quindi come nasce la crasi di questo termine, e dacci poi informazioni maggiori proprio su tutto quello che è il premio. Grazie al senatore Luigi Nave, che in particolar modo, grazie alla sensibilità non comune su questi argomenti dell'autismo. Ricordo ancora a novembre dell'anno scorso un incontro indimenticabile su un argomento sul quale appunto ci sono ancora margini di ambiguità. L'autismo, in particolare quello ad alto funzionamento, è suscettibile sempre di un margine di luoghi comuni, pregiudizi. Come si raccontava anche in quell'occasione, io ho scoperto di essere autistico nel gennaio dell'anno scorso, dopo un percorso durato tutta una vita in cui da ragazzo mi hanno detto: ma sei depresso, un altro diceva sei un ritardato mentale. E quindi insomma questo è l'antefatto, no, che poi mi ha portato. Io ho una creatività che si menzionava molto vulcanica, scrivo libri, dirigo una casa editrice dal 2008, la casa editrice Audax, e quando ho scoperto quindi di avere questa neurodivergenza ho iniziato ad approfondire quella che è poi anche la mia condizione, quello che comporta, e soprattutto tutta l'immane serie di pregiudizi che corre dietro a questa particolare forma del sistema nervoso. Non è una malattia, è una specificità del sistema nervoso. Ecco, ci sono tanti equivoci che sono radicati. Per esempio, che il soggetto autistico è una persona incapace di dare qualcosa agli altri, che è chiusa nel suo mondo e quindi viene un po' associato un po' alla demenza, al ritardo mentale, e purtroppo non è così, per fortuna non è così. Quindi, siccome io come editore, come scrittore, occupandomi di letteratura e avendo io stesso questa sindrome, ho pensato di indire quello che in Italia ancora non c'era. All'estero sono un po' più sensibili su questi temi. Un concorso letterario per sfatare un po' questi equivoci. Siccome uno delle prevalenti punti nel quale la sindrome autistica va a colpire è quello delle capacità comunicative, no? Infatti comporta una problematica nella relazione, l'autismo, indire un premio letterario che si propone di valutare l'autistico per quello che è e non per quello che dovrebbe essere, ma per quello che è, significa valutare un valore intrinseco che ha e quello che può portare agli altri, no? Allora, la parola Tapesum, mi ricordo ancora, è venuta a me e agli amici il 15 novembre dell'anno scorso a Crema, e è il latino gnosi Tapesum, che tradotto significa conosci te stesso. Il greco rende gnosis e auton,
che era la frase scritta, il monito scritto sul tempio di Delfi, quindi è un monito rivolto a tutta l'umanità, conosci te stesso. E la continuazione della frase era e conoscerai gli dei e l'universo. La parola auton di questa frase greca dà la parola autismo, perché è la stesso auton che porta autismo, perché all'inizio si diceva l'autistico è uno chiuso in se stesso, no? È chiuso nel suo mondo, volge tutto all'interno. No? Quindi io ho pensato, prendiamo il te ipsum delfico e ne facciamo il monito di un concorso che voglia dimostrare che il soggetto autistico non è un incidente di percorso, no? Perché qualcuno potrebbe dire, facciamo un concorso per chi è disabile, per chi è rimasto svantaggiato, quindi lo scopo di questo premio è dare una consolazione. No, sfattiamo questo equivoco. L'autistico non è da considerarsi un incidente di percorso, così come nessuno di noi deve essere considerato un incidente di percorso o un caso uscito male, ma una vita umana, una risorsa, una creatura che ha un sistema diverso di funzionare. E in quanto sistema diverso di funzionare va tutelato per quello che è e non per quello che la società vuole che sia. Okay. Quindi andare a selezionare, che poi anche questa parola seleziona, no, andare a cercare chi è un fiore che deve sbocciare e col suo profumo inondare tutti noi con questa fragranza, è questo lo scopo. Andare a portare un sorriso a chi è comunque fragile, a chi ha uno svantaggio sociale, a chi ha una condizione nel sistema nervoso specifica che gli comporta una sofferenza, ma che nonostante questo ha trovato la forza di scrivere dei componimenti che sono bellezza. Ora, come è noto, sappiamo che molte persone nella storia della scienza, della letteratura, dell'arte, di ogni campo, si può dire che avevano la sindrome autistica. Col senno di poi non possiamo fare diagnosi nei secoli precedenti, ma le caratteristiche oggi si sa definirle molto bene e più di qualcuno dice che un Mozart aveva dei tratti autistici, Einstein aveva dei tratti autistici, Tesla aveva dei tratti autistici, la sinestesia tipica di Kandinsky si ritiene che possa appunto essere soggetta a tratti autistici. Lo stesso Einstein era stato considerato un ritardato all'inizio perché imparò ormai quasi a 5 anni a scrivere. Quindi non possiamo considerare l'autistico come un problema da emarginare, da marginalizzare, soprattutto come un qualcosa da risolvere, perché c'è anche quel tipo di approccio lì, no? Prendere atto che l'autismo c'è, che è un problema da compatire o comunque da rimuovere. C'è quell'approccio di cercare le cause misteriose dell'autismo, quasi che appunto fosse la conseguenza di una tossina che noi non conosciamo o di meccanismi, no, che hanno portato. Questo approccio è quello che noi vogliamo evitare. L'autistico non è uno sbaglio, non è uno sbaglio, è una potenzialità enorme che introduce nella collettività, proprio perché ha un sistema di pensiero divergente, introduce delle novità. Lo scopo del premio che ho inventato è dimostrare questo, che l'autistico è una risorsa che è capace di portarci bellezza, e questo lo vogliamo dimostrare anche grazie alla sensibilità del senatore Luigi Nave, e si rivolge in generale a un approccio alla vita, che la vita non è uno scarto, non è una pozzanghera, non è qualcosa di riuscito così o di mal riuscito, no? Veniamo ai dettagli. La giuria del concorso Te Ipsum implica 2 neuroscienziati, il dottor Sergio Zanini, che era già intervenuto in un dibattito qui al Senato,
il neuroscienziato Giorgio Valortigara, che sono fondamentali perché, essendo un problema del sistema nervoso, noi non possiamo valutare gli elaborati con gli stessi metri proprio perché un autistico ha delle problematiche nel modo di comunicare. Ecco, giusto per aprire una parentesi, un assessore del comune di Udine mi ha detto ma tu vuoi escludere le altre persone se fai un premio riservato agli autistici? No, io voglio dare un premio agli esclusi, che è diverso, perché l'autistico viene continuamente bollato e gli esempi sono innumerevoli. Magari uno ha una genialità, ha capacità di calcolo, mi fanno esempi in continuo, non vengono assunti sul lavoro perché si teme che il loro chiudersi in se stessi, la loro ipercapacità di sentire gli stimoli, no, possa diventare un problema, no? Però hanno capacità di calcolo che sono una risorsa. Però non vengono, oppure in un concorso letterario magari l'autistico non rispetta quelle regole, non mette le virgole, oppure non usa la grammatica perché il suo problema è che non riesce a introiettare a scuola alcune formule tipiche che derivano dal senso dell'appartenenza che lui non riesce bene a introiettare, dalla senso di appartenenza al gruppo che nell'autistico non funziona allo stesso modo, quindi nella scuola è un problema, ma non vuol dire che lui non riesce a portare il suo apporto. Però in un concorso letterario bisogna considerare la sua capacità di esprimersi. Quindi l'osservazione che mi è stata fatta, che io mi rivolgo solo a una categoria di persone, ma certo, anche le Paralimpiadi si rivolgono solo a una categorie di persone speciali e che vanno tutelate, no? Quindi abbiamo anche in giuria come il dottore Di Freddi, il professor Franco Cardini, il professor Claudio Risè, che dopo ci lascerà un suo contributo. Ci lascerà il suo contributo. Quindi io credo soprattutto che in questa sede fosse opportuno dire quello che non è questo concorso, no? Non è un premio di consolazione. Che cos'è che non è? Ecco. Non è così esclusivo, ma anzi lo scopo è quello di includere, ecco. E soprattutto non vuole essere soltanto una questione editoriale, ma una questione di sensibilizzazione delle istituzioni, del mondo, dei rappresentanti della collettività, su questo grande tema dell'autismo e della neurodivergenza in generale, che è fin troppo confuso, reso pieno di ambiguità, e arrivare a dimostrare che abbiamo un valore per tutti noi. Ecco. Cos'altro dobbiamo dire? Che per partecipare... Esatto, le indicazioni per partecipare al premio. È importante che il candidato entro il 13 maggio faccia un'autocertificazione. Noi non siamo ispettori, non andiamo adesso a controllare se uno è autistico, ci affidiamo a un'autocertificazione dove uno dice che ha ricevuto una diagnosi di autismo, però dall'azienda sanitaria, perché se no, cioè che non sia autodichiarato autistico. Ecco, insomma, un autistico può partecipare, è l'unico requisito. Non ci sono divisioni di stili fra il saggio, la poesia, no? Si può mandare anche una raccolta di fiabe piuttosto che una raccolta di poesie, piuttosto che un diario. Non ci sono questioni stilistiche. A forma libera. Ecco, è rivolto anche all'estero, purché in lingua italiana, quindi non c'è problema se uno è finlandese o di un'altra nazionalità, purché appunto sia autistico e mandi un componimento in lingua italiana. E dopo la giuria esaminerà gli elaborati, si
prenderà la possibilità di menzionare i concorrenti che hanno, no, più toccato le corde della giuria. Si può scaricare l'intero bando con tutto il regolamento e il modulo di iscrizione dal sito www.audaxeditrice.com, che è la casa editrice che promuove il concorso. E io auguro che in tanti si iscrivano e soprattutto mi auguro che questa iniziativa, che è una goccia nell'oceano, ma come si diceva poc'anzi, 2 gocce d'acqua non vengono mai a disperdersi, ma diventano tante gocce e diventano un rivolo e poi una sorgente che va in quell'unica acqua che disseta tutti senza mai consumarsi. E diciamo anche che cosa consiste il premio. Certo. Il premio consiste in una pubblicazione, almeno dei vincitori, con la Audax editrice, più una valorizzazione dei vincitori con diverse interviste, approfondimenti e, perché no, anche segnalando i vincitori all'intergruppo parlamentare sull'autismo che patrocina questa iniziativa e altre forme che insieme al senatore Nave valuteremo. Diciamo anche che la premiazione la faremo poi in autunno e la faremo qui all'interno di una delle sale del Senato, insomma, per dare anche almeno la prima volta il primo premio lo faremo qui, e a me non resta che ringraziarti, ma per il lavoro che normalmente fai. Ecco, nonostante tu ci abbia raccontato la difficoltà di poter lavorare, proprio per la condizione che insomma ti va ad impattare la tua vita quotidiana, quindi mi raccontavi che addirittura lavorare laddove ci sono molti rumori rende fastidioso e difficile poter operare, quindi a me non resta che ringraziarti. Nel frattempo però abbiamo un video del dottor Claudio Risè e durante il suo video lui ci risponderà anche a 3 domande che gli sono state poste. Il dottor Claudio Risè è uno psicoanalista di fama internazionale ed è un giornalista e un saggista. Le 3 domande che gli sono state poste sono: il valore del riconoscimento e l'adesione al progetto, quindi come mai lui abbia aderito al premio TAPESUM. L'altra invece è quello di sfatare i pregiudizi, un po' in parte l'hai fatto già anche tu. E poi la terza domanda è sull'autismo e creatività, quindi anche nella storia, quali sono i personaggi che nella storia hanno dato lustro e ecco, alcuni nomi l'hai accennati anche tu, hanno mostrato quei tratti caratteristici e che quindi però nel loro genio hanno dato poi un valore aggiunto alla società. Quindi io direi di far partire il contributo del dottor Claudio Risè. Ma io vi ringrazio perché per la vostra iniziativa e perché avete aperto veramente una strada importante per la salute mentale degli italiani e delle persone oggi, perché come dire, questa diffidenza, se non anzi un'aperta ostilità agli autistici, con questa appunto accusa implicita e molto spesso esplicita di essere portatori di una visione sbagliata, malata, eccetera, e rappresenta un attacco fortissimo alle persone che vengono da questa situazione e anche di impoverimento grave della cultura e della sanità del paese, perché la verità è che gli autistici sono persone che si muovono in una zona mentale
e del conscio e inconscio e del funzionamento della persona profondamente interessante e profondamente, come dire, negata e per certi versi cacciata dalla coscienza detta normale e abituale. Ora, quindi è proprio una perdita di capacità di produzione ideologica, affettiva, poetica, artistica in senso molto, molto generale, molto di cose che sono al di fuori delle usanze medie, ma questo non vuol dire che siano né malate né come dire, portatrici di chissà che disastro e come del resto effettivamente anche una parte del pensiero, delle cure psicologiche ha ormai riconosciuta, è un modo molto rozzo e molto ingiustificabile di tenere fuori dalla coscienza collettiva una serie di energie affettive, mentali, di azione, di programmi di azione che invece sono molto importanti. Quindi ecco, questa è la mia posizione. Io ritengo che il mondo cosiddetto autistico sia in realtà una parte molto importante e molto sofisticata anche, ma naturalmente sofisticata, non per dei manierismi, proprio per la natura della psiche. E quindi è un campo di grande ricchezza che va riconosciuto, diffuso, arato, accompagnato e aiutato appunto a prendere la posizione che merita nella vita del paese e della conoscenza del paese. Guardi, la prima cosa però che vedo è la necessità che le persone che hanno questa formazione, questa situazione, si convincano di essere portatori di un patrimonio che devono portare nella coscienza collettiva, perché non ha nessuna ragione di rimanere escluso e non solo nell'interesse degli autisti, ma nell'interesse della collettività nella sua completezza, perché naturalmente, per esempio, insomma, per dirla un po' rozzamente, altrimenti si va a, come si è purtroppo in gran parte, a una cultura prevalentemente banale, media, che riconosce soltanto gli aspetti strutturalmente utili per un funzionamento superficiale della società, ma non riesce a sporgersi al di là sui terreni veramente più complessi, più difficili, ma anche più fruttiferi per la crescita e anche l'equilibrio sociale. Quindi voi non siete solo portatori di problemi, siete portatori di soluzioni, perché sì, perché le società crescono sulle idee nuove, non sulle idee di ieri, dell'altro ieri, e ormai completamente bruciate come esperienza di tutti i giorni. Allora, c'è un po' proprio la necessità di rovesciare, come dire, lo sguardo su queste cose. Non è che il medio va bene, no, il medio è una parte importante, eccetera, ma anche quello che sta a destra e a sinistra, agli estremi, è portatore di aspetti indispensabili alla crescita anche di un'armonia all'interno, guardando anche indietro, perché per esempio Leonardo da Vinci diceva, era una specie di suo motto,
il selvatico è colui che si salva, cioè quello che si salva dalla banalità del tempo, dalla crisi, eccetera, è il selvatico. Ma il selvatico, oltre che andare nei boschi, eccetera, che è un'attività abbastanza amata da molti autisti, perché, come dire, hai bisogno anche di isolarti in mezzo alla natura per partecipare delle sue forze, delle sue energie, è appunto qualcuno che è disposto a mettersi ai margini, non stare nel centro, ma andare nel bosco pur di vivere queste sue intuizioni, questo suo coraggio, anche questo suo bisogno di cibo diverso, aria diversa, proprio per crescere. E questa non è come dire, un minus, è sicuramente un plus per l'individuo e per la società. Da questo punto di vista Leonardo, il Rinascimento, eccetera, ha portato una grandissima esperienza che però poi con l'arrivo dell'attuale modernizzazione, eccetera, tende ad essere accantonata a favore dei grandi impianti e delle degli impianti, grandi impianti di pensiero ben organizzati che forniscano molti soldi, molte macchine e così via. Allora, questo può essere anche una visione molto interessante, ma anche mortifera dal punto di vista proprio della vita umana, con le sue ricchezze e con le sue debolezze. Quindi tutto questo va riconosciuto, come dire, con piena coscienza e anche coraggio, certamente, e anche gusto di piacere, di trovare delle bellezze che ci sono, e che il selvatico, per le quali il selvatico ha naso proprio, e il selvatico è molto spesso un autista. Ma io vi ringrazio perché per la vostra iniziativa e perché avete aperto veramente una strada importante. Ringrazio il dottor Claudio Risei per il suo contributo, quindi a questo punto io non ci resta che invitare i neoscrittori a mandare il loro contributo e quindi però è fondamentale, lasciamo di nuovo l'indirizzo, Sì. ecco, lo lasciamo un po' a video, quindi www.audaxeditrice.com, e da lì scaricare il bando per poter partecipare a questo concorso. Io ti ringrazio ancora, Franz, per essere stato qui con noi, e in bocca al lupo per tutti i progetti della tua vita, e speriamo di rivederci poi qui successivamente per la premiazione in autunno, sperando che insomma ce ne siano più dei 3 vincitori, insomma, che abbiamo avuto come dire, la possibilità di fare una buona scelta e una cernita di testi. Grazie ancora a tutti. Grazie.